Ben ritrovate, ritrovati. Continuiamo l'approfondimento, le pillole informative sulle agevolazioni fiscali previste per la famiglia. Oggi approfondiamo in particolare quelle riguardanti i figli. Figli che, ricordo, devono essere fiscalmente a carico per poter fruire delle spese. Cosa significa? Significa che per i figli di età inferiore a 24 anni non devono aver percepito nel corso del 2020 o nel 2021, insomma, 4.000 euro. Se l'età è superiore a 24 anni, il limite purtroppo è ancora fermo a 2.840,51, limite valido anche per tutti gli altri familiari, quindi nel caso del coniuge piuttosto che altri familiari che possono avere nel nucleo familiare, fratelli piuttosto che genitori. Quindi il limite, tornando ai figli, 4.000 inferiore a 24 anni, 2.800 se superiore. Bene, quindi quali sono le spese che possono sostenere per i figli a carico che sono agevolati? Sicuramente tutto il mondo delle rette dell'asilo nido pubblico o privato, c'è una detrazione del 19%, sempre attraverso la dichiarazione redditi, fino a un massimo di 632 euro per figlio. C'è poi il mondo delle spese di istruzione, in senso molto ampio, no? Che va dalle scuole di infanzia, primarie, secondarie, e lì ho un limite per ciascun alunno, ciascun figlio, di 800 euro. Cosa possono rientrare? Tutte le spese collegate ovviamente a tasse, ma anche tutto ciò che l'istituto ha deliberato in funzione della frequenza, tipo le assicurazioni, contributi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa, particolari corsi computer piuttosto che lingua, le gite, purtroppo insomma, se si riapre troveremo anche questo, purtroppo nel 2020 questo ovviamente non è stato molto potuto sfruttare. Quindi spese infanzia, primarie e secondarie, rette e tutto ciò che è collegato alla frequenza. Poi c'è il mondo invece delle spese di laurea, di corsi di laurea, di perfezionamento presso università statali o anche non statali o estere. C'è un piccolo differenza tra le statali, posso portare in detrazione ciò che spendo. Per le non statali e le estere abbiamo un decreto che stabilisce il limite massimo di spesa che è agevolabile, insomma, quindi poi se passate per il CAF vi saranno delle indicazioni precise di qual è il limite massimo che potete sfruttare. Un'altra agevolazione sempre per i figli che frequentano università magari fuori sede, vi è la detrazione per il canone di affitto, un massimo di 2.633 euro spesa agevolabile e bisogna ovviamente documentare il contratto d'affitto che deve essere nel comune dove siete all'università o in un comune limitrofo. Poi per quanto riguarda i figli, sempre collegati all'attività scolastica, vi è una particolare agevolazione per gli studenti con diagnosi di DSA, cioè con disturbo specifico dell'apprendimento. Per questi studenti il legislatore riconosce una detrazione del 19% per tutte quelle spese collegate all'acquisto di strumenti utili all'apprendimento fino al completamento della scuola secondaria del secondo grado. Quindi alunni che hanno questa diagnosi certificata, costi collegati a strumentazione legate alla diagnosi che è stata accertata, quindi detrazione in dichiarazione di redditi. Ultimo aspetto che riguarda i figli, purtroppo nel corso anche del 2020 anche questa ha subito notevole difficoltà per essere realizzata, è l'attività sportiva. Si può detrarre il 19% della spesa massima di 210 euro per ogni figlio tra i 5 e i 18 anni, quindi la piscina piuttosto che l'attività sportiva atletica piuttosto che una squadra di calcio, pallacanestro o pallavolo, l'agevolazione c'è ed è possibile portare sempre in dichiarazione redditi. Ricordo sempre il principio, attenzione al limite di reddito che devono avere per essere considerati a carico i figli.